ritrovati all'ultima edizione del giorno della TG Flash di New Sicilia. In apertura un tragico incidente sul lavoro nella Siracusano, esattamente ad Avola, dove un operaio di 36 anni è morto folgorato. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile di Contrada Palma. Salvatore Roe, queste le generalità della vittima, era impegnato a lavorare sul tetto di un'abitazione quando sarebbe stato colpito da una scarica elettrica dopo essersi avvicinato ai cavi dell'alta tensione e morendo sul colpo. Macabra scoperta a Monreale, in provincia di Palermo. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa nella tarda mattinata di oggi. La vittima è Marcello Cottone. In base a quanto emerso finora era deceduto da almeno 3 giorni. A scoprire la presenza del corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione nell'appartamento dopo essere stati sollecitati dai familiari della vittima, preoccupati per l'assenza di comunicazione con l'uomo, che non rispondeva più né al telefono né al citofono. Il cadavere sarebbe stato trovato sul letto. Sembrerebbe che il 56enne sia morto per cause naturali. È stato approvato il disegno di legge che prevede la possibilità di un terzo mandato per i sindaci nei comuni siciliani con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La votazione è avvenuta in Commissione Affari Istituzionali con 6 favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari. Il testo, composto da un solo articolo, sarà probabilmente discusso all'Ars la prossima settimana. Ignazio Abbate, presidente della Commissione, ha dichiarato che l'eventuale applicazione della norma alle elezioni amministrative di fine maggio sarà valutata dall'Aula. E in chiusura le previsioni meteo per domani. Continua a splendere il sole in Sicilia. Per la giornata di mercoledì 22 febbraio si prevede un cielo sereno su gran parte dell'isola. Prosegue anche la tregua dal freddo gelido che ormai da giorni ha lasciato spazio a un lieve aumento delle temperature. La Protezione Civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti domani mattina alle ore 10. Grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.